troppi. Davvero? Pensa che si è messa a creare delle collane orrende, diciamo etniche. Dovresti vederle. La povera Rosemary, l'ultima volta che sono venuti, ha commesso l'errore di complimentarsi con lei per la collana che indossava. Un oggetto davvero incredibile, tutto sassi e chiodi. A Marta non è sembrato vero e le ha descritto nei minimi dettagli la creazione del capolavoro. Rosemary ha dovuto comprare il materiale per fare anche lei una collana. E il risultato? Orribile, veramente mostruosa. Per farla più originale, Marta ha regalato a Rosemary un mucchietto di ossa di pollo di varie forme, consigliandole di dipingerle. Rosemary non ne aveva voglia e le ha infilate nella collana così, nature. Quindi? Sai dov'è finita la collana? Nella cuccia di Zeus. Se l'è beatamente sgranocchiata. Quindi ti consiglio di non farle complimenti per ciò che indossa. Beh, non si direbbe da come maneggia. Mi scusi, signor Arnold. Tu sei da poco, Grini, non conosci la storia della famiglia. E se ora Lady Ellen può sembrarti strana, ne ha tutte le scusanti. Perché, signor Arnold? C'è dietro qualche casino! Così ti prego di non usare certi termini. Ora sei a servizio dei Benton. Ciò significa che sei una domestica di serie A. Sempre una serva sono. Credo che parlerò di te a Milady. Il tuo comportamento lascia molto a desiderare. La signora Corrier mi ha detto di un incidente molti anni fa. La signora Corrier farebbe bene a pensare ai cavolfiori suoi. Forse se sapessi che cosa è successo riuscirei a comprendere meglio le paranoie di Lady Ellen. Potrei fare quello che voglio, andare in vacanza quando voglio. Sì, vabbè. Sarebbe stupendo. Sarebbe veramente meraviglioso. E non avrei impegni. Allevare cavalli. Sarebbe stupendo. Il mio sogno, allevare cavalli, qualche puro sangue, le corse. È vero, vabbè. Però avrei sulla coscienza tutti i miei malati. Dovrei affidarli a qualcun altro. Sì, Ma a chi? Non ho molta fiducia nei miei colleghi, a chi potrei affidarli? non saprei, no. E poi i ragazzi dovrebbero percorrere svariati chilometri per arrivare a scuola. È vero, Robert. Beh, credo che sarà meglio rinviare questi progetti per quando sarò più vecchio. Sarà Allora meglio. avrò meno preoccupazioni, meno impegni. È vero. Beh, godiamoci questo weekend. Godiamoci il Sono weekend. eccezionali, Berta, ma hanno su di me un effetto benefico. È vero, Ma Robert. non sono tutti. Non lo so, Robert. E non le può far male. Charles, conosci quel nuovo gioco di società, il De? Detective? Ah, sì! Cara, non è nuovo, ci si giocava anche da piccoli. Non ricordo, però ci abbiamo giocato dei Bennett la settimana passata ed è stato molto divertente. Sì, è divertente. C'è bisogno di un numero minimo di partecipanti, però. Noi siamo in pochi, dovremmo essere come minimo 8. E invece siamo? Siamo 7. Io non l'ho trovato poi così divertente. Che ne dite del vestito? Whisky, grazie. Margaret, che vestito, avevi proprio ragione. Vieni, girati, fatti ammirare. Ah. Meglio uno sherry, bambina. Non sei una vera Bentham se non riesci a tenere in mano una pistola. Dici davvero? Sono diventata vecchia e nessuno me l'aveva mai detto. Non pensavo fosse così importante. Potevi dirmelo tutte le volte che volevi esercitarti e io ti ho detto di no. Mary, che fai? Cadi dalle nuvole? I Bentham sono sempre stati famosi in Inghilterra per la loro mira. Una volta questa casa era sempre piena di gente e tutti più o meno sapevano sparare. Ora non ci siamo che noi vecchi. Margaret. E Charles, bravo Jeremy, andate a divertirvi, è un secolo che non sistemi il bersaglio. Infatti è troppo tempo che non mi esercito. Potresti sparare anche da solo. Non lo sai che mi annoia tirare da solo? A te non va, e poi anche in due non sarebbe molto divertente. In tre si comincia a ragionare. 4 o 5 è ancora meglio. D'accordo, allora mi avete convinto. Potrei mettere in fuga un'intera banda di armi. E ti sei mai trovato a dover affrontare un altro, Jeremy? No, ma se fosse necessario, Ellen saprebbe prenderlo su. Lo sa. Marta? Marta, vada anche lei a riposare. Sì, andiamo tutti. Tutto quel sangue! Tutto quel sangue! Puliremo, eh? Puliremo! Puliremo?
Che brutta faccenda. Non riesco a capacitarmi. Come può essere successo? Il colpo è stato duro, lo so, ma devi farti forza. Per il bene di Helen e di Margaret, non devi scoraggiarti. Helen è molto più forte di me. Forse è stato un infarto, ma uno sparo. Come? Perché? Risolveremo il mistero. Si tratta sicuramente di un brutto incidente. Tieni, bevi un whisky. Grazie, Terence. Al diavolo il caffè, è roba da donne. Così ti voglio. Ricordi quando ci trovavamo nel deserto? Jeremy, con il nemico che ci sparava alle spalle? Hai dovuto pensare ai tuoi ragazzi, a come tirarli fuori da quell'imboscata. Non ti sei domandato il perché, lo hai fatto e basta. Ora devi comportarti così, aiutare la tua famiglia. Supereremo anche questo, vedrai. Per fortuna sei qui. Lo sai che puoi sempre contare su di me. Ci siamo soltanto io e te, no? E so che sei una tomba. Sì, lo odiavo per avermi portato via Margaret e perché se ne approfittava in maniera vergognosa. Lo odiavo per come trattava la povera Marta. Lo odiavo perché era un uomo di successo ed io un buono a nulla. Il rampollo inutile e stupido per una dinastia senza futuro. Non mi dispiace affatto per la sua morte, anzi. Lei non sa cosa sta dicendo. Sicuramente è sconvolto. La prego, torni in camera, non può farsi trovare in questo stato dalla polizia. Le porterò un calmante, su, coraggio. Andiamo. Mi farai portare il calmante da Lucina? Il raffreddamento del cadavere. Normalmente si verifica un calo della temperatura di circa mezzo grado ogni ora nelle prime 3 ore dopo la morte. Ritengo quindi si possa aspettare ancora un po' prima di chiamare la polizia. Il rigor mortis invece non interviene prima delle 2 ore dopo la morte. Certo, potrebbe intervenire prima nel corpo di un anziano, ma il dottor Tower era giovane ed in perfette condizioni di salute. E se la temperatura scendesse troppo, e se comunque dovesse irrigidirsi, e come faremo a spiegare tanto ritardo nel chiamare la polizia? Potremmo sempre dire di aver trovato il corpo molto più tardi. E poi, milord, se si massaggiano le zone irrigidite, i muscoli tornano elastici. Ah, interessante, davvero interessante. E la putrefazione? La putrefazione non interviene prima delle 12 ore dopo la morte. Potrebbe essere anticipata da una temperatura piuttosto elevata, ma io ho provveduto a mantenere caldo il corpo cercando di bilanciare la sua temperatura con quella dell'esterno, nulla di più. Ma tu hai spostato il corpo fuori sulla terrazza. Grini, Così ti fai soltanto del male, so bene quello che hai provato. e dopo la morte di William? Margaret perde la testa per Robert. Certo che ti capisco, anch'io ci tengo alla nostra casata. Charles e Margaret sono perfetti, invece no. Si mette di mezzo Robert. Ho sempre saputo che Robert Tower invidiava William per via di Margaret. Me lo disse lei anni fa. Perché non l'ha detto a me? Perché l'ha detto a te? Forse temeva di turbarti e poi tu non hai l'abitudine di ascoltare le persone. Vai dritta per la tua strada. Ho sempre temuto quello che poi sarebbe accaduto. Margaret vedeva in Robert l'ombra di William. Per lei era come se qualcosa di lui fosse rimasto. Non ho mai potuto sopportare Robert. Era un glorioso egoista che ha fatto soffrire Margaret indicibilmente. Oh, cara, non immaginavo che la cosa ti turbasse tanto. No, certo, tu e la tua indifferenza. Robert giunse alle mie spalle e per farla breve mi violentò. Già, il professore, il famoso e brillante dottor Tower, che poteva avere tutte le donne del mondo ai suoi piedi e che non si è accontentato di una moglie innamorata e di una amante devota. Mi dispiace. Oh, lei non ne ha colpa. O forse sì, non gliel'ha mai cantato, vero? Lucy, poverino. Non è tutto qui, vero Lucy? Ma bravo, signor Arnold. Lei capisce sempre tutto. No, non finire. Per un po' sparì dalla sua vita. Giusto il tempo di capire che era rimasta incinta. Chissà perché ho creduto nelle favole, ho sperato che il mio Ben mi sposasse come un forte e generoso principe delle fiabe. Invece mi piantò in asso. Allora andai da Robert per dirgli del bambino. Oh, fu molto comprensivo. Mi diede dei soldi e un indirizzo per abortire. Lucy, se possiamo fare qualcosa, noi... Il bambino.